Eder. Mech. Pallister. Il presente elaborato si propone di esplorare il mistero irrisolto della morte di Liliana Resinovic, con particolare riguardo ai luoghi, alla vittima e alle indagini. Trieste, con la sua ricca storia e le sue complesse dinamiche socioculturali, rappresenta uno scenario cruciale per comprendere le circostanze che circondano questo caso. La città, crocevia di influenze culturali e storiche, offre un contesto unico che potrebbe rivelare indizi significativi sul mistero. La vittima, Liliana Resinovic, è analizzata non solo attraverso il suo profilo personologico e le sue interazioni sociali, ma anche nel contesto delle sue relazioni con l'ambiente circostante. Questa analisi mira a costruire un quadro completo che possa alimentare nuove prospettive investigative. Le indagini svolte finora sono state caratterizzate da percorsi tortuosi e colpi di scena, con numerose piste esplorate ma nessuna risoluzione definitiva. La tesi esamina le metodologie investigative adottate, mettendo in evidenza le sfide affrontate e le eventuali lacune. Inoltre, in questo lavoro saranno illustrate scoperte originali fatte dal sottoscritto, che hanno spesso attirato l'attenzione dei media e dei familiari della vittima. Questi contributi personali rappresentano un tentativo di gettare nuova luce sul caso, offrendo un'analisi critica e dettagliata che potrà servire come base per ulteriori ricerche. Durante questo percorso non solo saranno analizzati i fatti, ma si cercherà anche di stimolare un dibattito su come i moderni strumenti di comunicazione e le piattaforme digitali possano influenzare e contribuire a risolvere casi complessi come quello di Liliana Resinovic. L'indagine sul caso di Liliana Resinovic verrà approfondita nei capitoli successivi, ove si cercherà di fare chiarezza sulle complessità di un contesto multiculturale e storicamente tumultuoso. Con una lente puntata sulla criminologia moderna, la tesi cercherà di svelare, attraverso l'analisi di questo enigma, non solo i meccanismi investigativi contemporanei, ma anche le ripercussioni culturali e sociali di ogni sorpresa emergente. Capitolo 1. Contesto storico e sociale. Come e perché nasce il mio interesse verso questa storia? Era l'8 ottobre 2017 quando andai per la prima volta a Trieste e dal santuario del Monte Grisa vidi la spettacolare Barcolana. 3 anni dopo avrei saputo che quel luogo era uno dei preferiti di Sebastiano e Liliana, e così tante volte ho pensato, chissà, magari quel giorno loro erano a pochi metri da me. Tornai a Trieste nel gennaio del 2022, esattamente 3 giorni prima del funerale di Liliana, per fare dei sopra rendermi conto in prima persona della morfologia dei luoghi. Trieste si trova strategicamente al crocevia tra Europa occidentale, centrale e meridionale. Porta con sé un retaggio storico complesso che ne ha determinato in modo significativo sia la cultura che le dinamiche politiche. Affacciata sull'omonimo golfo, nella parte più settentrionale dell'Alto Adriatico, si colloca fra la penisola italiana e l'Istria, distante qualche chilometro dal confine con la Slovenia, nella regione storica della Venezia Giulia. Fondata probabilmente nel XII secolo a.C. come colonia romana, Trieste è stata testimone di un susseguirsi di dominazioni, tra cui quella del regno lombardo-veneto e dell'impero austro-ungarico, i quali hanno lasciato un'impronta indelebile nell'architettura e nell'anima della città. Divenuta poi parte dell'Italia al termine della Prima Guerra Mondiale, ha mantenuto la sua atmosfera mitteleuropea, arricchendola con influenze italiane, slave e greche. Storicamente utilizzata come portale marittimo dell'impero austro-ungarico, la vicinanza di Trieste alle principali città europee come Vienna, Monaco e Milano, insieme al suo accesso senza pari al cuore industriale del nord Italia, Germania, Svizzera, Austria e parti dell'Europa orientale, la colloca come il principale entrepôt europeo per il commercio con l'Est. Nel corso del XX secolo, Trieste ha vissuto momenti storici di grande rilevanza, come l'annessione all'Italia dopo la Prima Guerra Mondiale e l'occupazione da parte delle truppe naziste durante il Secondo Conflitto Mondiale. La fine della guerra portò a ulteriori incertezze, con la divisione della città in zone di influenza anglo-americana e jugoslava, fino alla sua definitiva incorporazione nell'Italia del 1954. Le relazioni con la Croazia, per quanto meno immediate dal punto di vista territoriale, furono il riflesso di legami storici legati al periodo austro-ungarico e al successivo dinamismo transfrontaliero. La vicinanza con l'Austria continuò a rappresentare un legame fondamentale,
evidenziato da accordi economici e cooperazione culturale intensificata nell'era post-europea moderna. Nella seconda metà del Novecento, Trieste ha saputo riaffermare la propria identità di città multietnica e multiculturale, grazie a un patrimonio artistico e letterario di valore internazionale e anche grazie al ruolo svolto dall'università, diventando una meta turistica molto apprezzata. Un'Uneste, crocevia di storia e segreti. La complessità socio-storica di Trieste non si riflette solo nel suo ricco patrimonio culturale, ma anche nella cronaca nera che ha segnato la città. Gli orrori della guerra sono vivi a Trieste anche nelle testimonianze delle foibe, le buche carsiche nelle quali sono stati gettati i cadaveri degli italiani uccisi per ragioni politiche o etniche dai partigiani jugoslavi. Trieste risulta la prima città italiana per tentati omicidi, 11 ogni 100.000 abitanti. Casi irrisolti, delitti senza un colpevole, indagini che non sono riuscite nel tempo a dare un nome e un cognome agli autori dei delitti. Il caso più famoso è senza dubbio quello di Liliana Resinovic, sul quale l'attenzione mediatica e investigativa è tuttora alta. 5 vicende hanno segnato la cronaca nera triestina negli ultimi decenni e sono finite nel dimenticatoio, catalogate ormai come cold case. Casi freddi, senza colpevoli, sono 1. Marina Sever, in arte Maga Malika, uccisa il 5 novembre 1997 nel suo appartamento studio di Via Flavia. 2. Susanna Cicco, strangolata nell'aprile 1996 nella sua soffitta di Via del Bosco da Arnaldo Franceschino. 3. L'ex ispettore di polizia in pensione, i cui resti vennero trovati in un terreno a Banne il 22 maggio 2000. 4. Giuseppe Canziani, ex commesso, soffocato con un cuscino il 4 febbraio 2001 nella sua casetta di San Dorligo della Valle, e Alma Prasel. 5. Un'anziana non vedente uccisa a coltellate il 27 gennaio 2006. Tutti gialli, senza un finale. In questo contesto di storia e intrighi, il mistero di Liliana Resinovic rappresenta uno dei casi irrisolti più recenti e affascinanti della cronaca triestina. Liliana Resinovic, scomparsa nel 2021 in circostanze oscure, ha lasciato dietro di sé una serie di domande senza risposta e un fascicolo investigativo zeppo di ipotesi contrastanti. Le indagini, caratterizzate da pochi indizi tangibili e molteplici piste teoriche, hanno coinvolto la popolazione locale in un appassionante dibattito pubblico. Il capitolo sulla città di Trieste si chiude sollevando domande sull'interconnessione tra le dinamiche storiche e sociali e i fenomeni criminali. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.